Un percorso tracciato con i nastri da cantiere tra le transenne che dallo stanzone dove sono state sistemate le brande porta alle docce. La prefettura ha siglato ieri un accordo con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione dignitosa per accogliere i profughi. L'edificio scelto è quello della Treviso Servizi in via Castellana, uno stabile decisamente più confortevole del capannone della dogana o addirittura della stazione ferroviaria. Hamid è uno dei 10 arrivati questa mattina e racconta di sognare, come i suoi compagni, un futuro in Italia. Sì, voglio rimanere qui e trovare un lavoro. In Senegal ero un commerciante. Amministrazione comunale e prefettura hanno trovato l'accordo fino a martedì. Da quel giorno, spiegano dal Palazzo del Governo, arriverà una soluzione definitiva, un centro di prima accoglienza che possa fornire le attese risposte ed evitare di lavorare ogni giorno in emergenza per trovare un tetto a tutti. I tempi mi chiedono anche i ragazzi quanto dovranno rimanere qua, io dico non lo so, certo è una sistemazione più che dignitosa per questa prima accoglienza. L'amministrazione comunale intanto sottolinea come ancora una volta la gestione dell'emergenza sia ricaduta sulle sue spalle, costringendo uffici e operai del comune ad una corsa contro il tempo per permettere a chi non ha niente di avere almeno un tetto sotto cui dormire. Le cose che mancano un po' a volte, al di là dei vestiti estivi, soprattutto scarpe, perché magari la gente ha pudore nel consegnarle, noi invece le accogliamo volentieri, sono scarpe in buone condizioni, soprattutto scarpe da ginnastica, perché sono tutti ragazzi giovani, e poi anche magari cinture, non ci si pensa, però arrivano pantaloni a volte larghi, i ragazzi mi chiedono che possano star su.